Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Buongiorno al nostro ospite Tommaso Sorchiotti. Come si può definire un internauta, un consulente del web, un consulente dell'informatica? Allora, bentrovati a tutti, direi prima di tutto un appassionato di comunicazione. Dopodiché una persona che da consulente si occupa di aiutare le aziende a entrare in internet, capire come utilizzare internet e affrontare tutte queste novità che la rete propone. Internet, questo mondo che credo sia sempre più difficile capire quanto noi viviamo in internet e quanto viviamo nella realtà. Diatriba classica, vita virtuale o vita reale, o forse la vita reale necessariamente deve confrontarsi con la vita virtuale, si alimenta nella vita virtuale. Sì, quello che vedo io è che non c'è più questa grossa distinzione, fondamentalmente siamo abituati a vivere la nostra vita reale o se vogliamo offline anche grazie agli strumenti che internet ci mette in tasca a disposizione. L'online parla dell'offline, quindi è diventata una sorta di continuità, un punto di incontro tra quello che facciamo realmente, quello che presentiamo online e quello che facciamo online. È stata la rete che ha cambiato la nostra vita o il cambiamento della nostra vita necessariamente ha portato all'utilizzo del web? Oddio, è un po' impegnativa, secondo me sono fenomeni che si intrecciano facilmente, nel senso che comunque internet e la facilità con quale adesso disponiamo di strumenti di comunicazione semplici e quindi la possibilità in tasca di scattare foto, di pubblicare video, di raccontare propria giornata, proprie esperienze di lavoro, di cercare lavoro, è sicuramente un elemento che ha cambiato molto e che ha aperto anche molte possibilità. D'altra parte i comportamenti delle persone sono comunque delle dinamiche abbastanza lente che devono essere integrate, devono essere affrontate progressivamente, per cui probabilmente in questa complessità, in questo vortice di fenomeni complessi che avvengono ci siamo un po' venuti incontro. Questo per quanto riguarda coloro che non sono nativi digitali, perché io e lei credo che abbiamo avuto la fortuna, io la ritengo una fortuna, di aver vissuto prima e durante il web. Invece per i nativi digitali che cosa significa? Cioè noi abbiamo vissuto il passaggio, quindi qual è la nostra forza e quale sarà la forza dei nativi digitali? Sì, il nativo digitale è colui che è nato dentro internet, quindi non vive più internet come una tecnologia, per lui non è nulla di nuovo, un po' come per noi la corrente. Per cui sicuramente domani avrà un modo di vivere internet a livello professionale, a livello personale, diverso dal nostro, semplicemente perché noi siamo abituati a internet, alla rete, ai social network. Queste persone sono cresciute, quindi la loro identità si è formata a partire dalle reazioni che avvengono su Facebook, su Twitter, su altri canali, il loro modo di presentarsi è stato mutuato da WhatsApp, per dirne una, e quindi queste persone hanno vissuto, sperimentato, fruito di internet in maniera differente. La cosa che mi preme sottolineare è che molto spesso si dà per scontato che questi nativi digitali siano persone completamente autonome dal momento che non vivono internet come una novità. In realtà il loro vantaggio forse è quello di avere un approccio a livello tecnologico più avanzato rispetto a noi. Non è detto che però quello che non è tecnologico, ma quello che è il comportamento, quello che è l'eticità, sia una cosa che abbiano già dentro. Faccio un esempio banalissimo. Cioè bisogna educare all'uso dello strumento. Esatto. Un significato ha fare uno scherzo a un amico, un significato ha fare uno scherzo a un amico e riprenderlo con un proprio telefonino, un significato, una conseguenza ancora più grossa a fare uno scherzo, riprenderlo e condividerlo su YouTube. E magari metterlo in iCloud. E magari condividerlo dove non è poi così sicuro. Non si sa neanche come si arriva sulla nuvola, no? C'è un film, mi pare, proprio nelle sale in questi giorni, che effettivamente un video arriva sulla nuvola e tutto il mondo lo condivide. Certo. Lei qui oggi per parlare sia della sua esperienza professionale, ma proprio sulla base della sua esperienza professionale, perché fa consulenza alle imprese e quindi educa anche le imprese ad una comunicazione 2.0, no? Perché
perché è inutile pensare di prescindere da una piazza dove ci si incontra, che è la piazza del web, e quindi è lì che bisogna andare a interagire se si vuole fare business e comunicazione. Lei ha scritto personal branding, promuovere se stessi online per creare nuove opportunità, e noi quando leggiamo nuove opportunità ci piace, perché scatta la scintilla. Sì, scatta la scintilla, perché ci sono talmente tante notizie pesanti, negative, che insomma, se c'è una possibilità, vedo qui che ci sono dei biscotti, no, nella copertina, ecco, vediamo se riesco a farvelo vedere, e c'è un biscotto con una coroncina, un sorriso, insomma, che riesce a trovare un'opportunità per uscire dal gruppo. Però ha scritto anche ce lo porta quasi in anteprima, un ebook, si può definire così? Sì. Dedicato al selfie, questa mania che ormai ci ha contagiato tutti di farci delle foto, i cosiddetti vecchi autoscatto, che è Selfie, la cultura dell'autoscatto come forma di racconto e di appartenenza. È un ebook, per il momento lo si trova online, però non è solo un racconto del selfie come gioco e come mania, ma lei ha sviscerato proprio lì cosa c'è dietro al selfie, a questo impulso di farsi una foto. Sì, il libro, che per ora è soltanto online, quindi è un ebook, vuole essere un'analisi, vuole essere uno studio approfondito di quello che è il fenomeno che ha contagiato più o meno tutti negli ultimi 2 anni. Fondamentalmente io e Alessandro Brunesti, che è amico e collega, nonché coautore, ci siamo veramente stancati di come i media banalizzino completamente il fenomeno. Le selfie sono diventate soltanto un sintomo di narcisismo, di voglia di protagonismo, di egocentrismo, come se fossimo immediatamente tutti malati. I VIP che si mettono in posa. I VIP per primo, che è andato esatto, l'esempio. In realtà non è così. Non è così perché ci sono tanti altri motivi, perché di fatto l'autoscatto non è di per sé una novità. Infatti, che differenza c'è tra il selfie e l'autoscatto? Il selfie è l'autoscatto condiviso sui social network. Può sembrare banale, ma la condivisione, quindi non la fruizione privata, personale, apre delle dinamiche di relazione, di presentazione della propria immagine, di interazione e creazione della community, quindi di un gruppo di persone che sono interessate, come nel caso del VIP dell'attore, a sapere cosa fa, dov'è, cosa ne pensa, dove mangia o dove è in vacanza. E quindi in quel momento l'autoscatto assume tutto un altro spessore, tutta un'altra dimensione, da cui viene il nome poi selfie, che è un fenomeno relativamente recente. In realtà la febbre da selfie è partita e decollata a fine 2012. Perché a fine 2012? Perché improvvisamente le persone hanno iniziato a riempire i propri spazi dove potevano scattare immagini e video, quindi Instagram tra i primi strumenti, poi Facebook e a cascata tutti gli altri canali, con le proprie immagini, con il proprio faccione, con le proprie espressioni più buffe, un po' come i giapponesi quando vanno in vacanza a Roma, che si scattano con... Sì, perché diciamolo, lei prima diceva che i media hanno un po' banalizzato il valore o il significato del selfie. Non è vero che ci sono solo persone che si mettono in posa o che pubblicano foto nella migliore loro performance, ma ci sono tante persone che pubblicano foto sia, come dice lei, per documentare la presenza in luoghi e situazioni e condividere con gli amici anche una gita in un luogo, magari l'amico ammalato che sta a casa e non ci può essere andato, e quindi partecipano anche in questo scambio di comunicazione, nella chat, nel commento, ma poi effettivamente c'è anche chi si prende in giro, e quindi diventa una comunicazione, è come se tutti recitassimo in maniera molto libera su un palcoscenico, quindi probabilmente il selfie e i social hanno permesso a tutti di avere un palcoscenico dove esibirsi? Sì, direi molto di esprimersi, come dire, di esistere. Nel momento in cui io scatto, fermo un momento nel vortice delle giornate, delle attività, di tutto quello che abbiamo che ci prende, che ci trascina, scattare un selfie vuol dire comunicare col mondo che si sta vivendo un determinato momento con determinate persone in un determinato luogo. E qui quindi cambia un po' il modo di vivere il luogo e di raccontare quello che sta facendo, cosa si fa al lavoro piuttosto che dove si è, in maniera scherzosa assolutamente, anzi in maniera leggera. Però c'è da dire che nel momento in cui
mettiamo in gioco il nostro viso, si fa fatica, come dire, a essere totalmente leggeri, totalmente ironici, perché comunque si mette molto in gioco, cioè la cosa più intima che abbiamo. Però è un itinerario di verità, di trasparenza, di autenticità che mai si era raggiunto, è anche un bel squarciare ogni velo sulla formalità. Vuol dire che andiamo verso una società più autentica. È un po' quello che sta chiedendo la rete, che chiede internet: trasparenza, autenticità, sincerità, un rapporto diretto e disintermediato, sia per le aziende che per i professionisti. In questo caso, quindi, questa mania, questa voglia, questa esigenza di essere veritieri e trasparenti sta contagiando anche la nostra comunicazione personale. Questa è una cosa molto bella da un punto di vista anche di quella che può essere la governance sostenibile, quindi una partecipazione corale, orizzontale, non più verticistica. Sì, si parla di open government, quindi la capacità, la possibilità e il diritto anche di, come dire, essere informati in maniera reale, in maniera tempestiva su quelle che sono le dinamiche con cui i governanti governano una regione, uno Stato, un comune. Diventa un'esigenza, un'opportunità per chi fa politica, un diritto per chi comunque ha prestato fiducia o meno a quelle persone, e una forma di trasparenza, un modo di relazionarci che in qualche modo semplifica e rende tutto più accessibile e rende tutto anche più fruibile in un certo modo, forse magari scocciando un po' i giornalisti che si trovano, come dire, una poltroncina un po' più stretta, no? Adesso lei tocca una questione che poi è una questione che credo riguardi l'uso della rete per tutti gli ambiti. Effettivamente lei dice: se tutti pubblicano notizie, foto riguardo a dei fatti, il giornalista non ha più nulla da fare, no? Perché prima aveva una sorta, il cosiddetto quarto potere, il privilegiato, che va alla fonte della notizia, poi la trasferisce e, se è onesto, la trasferisce nell'oggettività più possibile, immaginabile. Se invece la vuole manipolare, la può anche manipolare, però per fortuna, insomma, nella categoria ci sono molti giornalisti onesti. E quindi ci può essere il cosiddetto citizen journalism, esatto, no? Però io credo che possano coesistere i due aspetti, perché se da una parte è giusto ed è bene che tutti possano pubblicare tutto, dall'altra io credo che anche nel web chi gestisce i siti, i portali, debba avere anche la capacità di fare un filtro, perché non tutto è pubblicabile. Cioè la professione del giornalista è proprio colui che coglie la notizia, che magari un cittadino normale non può coglierla, e sa anche presentarla nel rispetto di un pubblico globale. Forse questa è la nostra capacità professionale. Ci sono delle immagini, ci sono delle cose che vanno dette, non va nascosta la verità, ma vanno dette in un certo modo, e tenendo conto che dall'altra parte c'è un pubblico molto variegato che va rispettato. Ecco, quindi c'è questo tipo di controllo nella rete, perché questo vale poi anche non solo per le notizie, vale anche per la medicina, che i medici potrebbero dire la stessa cosa. Ognuno scrive di una propria esperienza, arriva un altro con un'esperienza di malattia simile e si fa un'autodiagnosi, che invece è un medico che deve fare una diagnosi. Sì, nel caso del giornalista sicuramente sono ruoli che possono e devono convivere, coesistere insieme, dal momento che comunque probabilmente al giornalista è richiesto di, come dire, fare un lavoro differente. Il fatto di avere a disposizione una platea di persone che potenzialmente, nel momento in cui c'è l'attentato nella metropolitana, sono lì pronti a riprendere e documentare, è un vantaggio anche per i giornalisti. Va da sé che nel caso invece della medicina diventa un po' più delicato e molto più, come dire, critico il ruolo del cittadino che si espone e che in qualche modo si attribuisce un determinato tipo di autorità o autorevolezza. Però c'è. Però c'è anche la rete che a questo punto dice: tu non hai la capacità o non sei abbastanza autorevole per poter sentenziare sulla malattia, piuttosto che su quel tipo di dinamica, quel tipo di lavoro. A questo punto la rete, ossia la capacità delle altre persone di giudicare e dire: questo è un bravo giornalista, questo è un bravo medico, come dall'altra parte questo è un cittadino preparato, che parla di una sua esperienza, un ciarlatano, esatto, certo, fa molto da filtro in questo caso, quindi diventa ancora più potente la rete.
La rete quindi va affrontata con dei criteri e torniamo all'educazione di cui parlava prima. Assolutamente, sì. E questi criteri chi ce li trasferisce? Perché allora bisognerebbe iniziare a insegnare a usare il web sin dalle elementari, sin dall'asilo. In questo momento non ce li trasferisce nessuno, e questo è il problema. I ragazzi sono, tra virgolette, abbandonati, ossia lasciati autonomi, magari poi nelle loro stanze a navigare su internet, cercare di capire come relazionarsi con persone che li contattano, siti che non sono completamente puliti, eccetera. E la difficoltà nostra da educatori, da consulenti, da adulti, è quella di capire cosa trasmettere, di far tesoro della nostra esperienza e non tanto, come dire, dir loro cosa fare e cosa non fare, ma dargli un approccio, perché devono essere loro poi liberamente a crescere e capire cosa è giusto, come in tutte le cose. Torniamo al selfie, la cultura dell'autoscatto come forma di racconto e perché di appartenenza. Voglio un po' sviscerare il selfie è diventato un codice linguistico, è diventato un modo attraverso cui sei dentro o sei fuori dalla rete. Basta vedere i VIP che per dimostrare di vivere un certo momento e di avere un certo tipo di pubblico, hanno bisogno di scattare selfie, e così dai VIP forse italiani magari quelli poi... che i giornalisti, i paparazzi non se li filano più. No, non solo. Beh, anche crisi per i paparazzi però, perché a questo punto, ecco, come è cambiato il fenomeno anche, adesso questa è proprio una domanda di gossip, il fatto che questi VIP, chiamiamoli, che poi a mio avviso il selfie rende tutti VIP, no? In qualche modo, però quelli VIP riconosciuti dal consenso popolare, il fatto che si facciano dei selfie, in qualche modo la loro immagine un po' da divi può essere ridimensionata, non è che ci perdono un po'? Secondo me no, ridimensionata, la no? vedo come rafforzata, amplificata, nel momento in cui loro riescono a gestire i propri momenti di intimità e capire come presentarsi, quindi come valorizzare, invece di farsi vedere in panzetta fuori sulla barca d'estate, sono loro invece a posizionare bene il telefono per che la panzetta si appiattisce, la panzetta sparisce. Diventano dei VIP, poi se sono VIP molto ironici fanno vedere sia quella appiattita ma anche la panzetta, e che secondo me li guadagnano un milione di punti. Esatto, i fan apprezzano ancora di più il fatto perché loro stessi si fanno la foto e hanno quella con la panzetta e quella senza panzetta. Perché ha scelto nella copertina, vediamo se lo metto a favore di camera, due elementi che mi ricordano un po' la mia generazione, la Polaroid e un'immagine di Marilyn Monroe. Allora, la Polaroid era il simbolo allora della fotografia istantanea, quindi nel momento in cui scattavamo non esisteva più, esatto, si sbatteva, si soffiava per asciugare il colore e era forse il primo accenno, come dire, la prima intuizione di autoscatto e di, come dire, possibilità di vedersi immediatamente, quindi di controllare quello che stavi creando. Da qui poi l'idea o comunque la domanda di se Marilyn Monroe fosse vissuta in questo periodo, in quest'era, chissà di quante selfie avremmo goduto, avremmo vissuto, avrebbe pubblicato lei. D'altronde era una ragazza, una donna che amava molto la sua immagine, che ha lavorato e ha giocato con la sua immagine, e secondo noi sarebbe stato bellissimo vedere questa icona di bellezza in tutte le sue forme, anche nelle forme brutte, quando ad esempio diventa struccato, quando non è al top, differentemente. Quindi abbiamo giocato con questa copertina cercando di bloccare qualcosa che non poteva essere bloccato, non può essere bloccato, perché è qualcosa di passato. Quanto il selfie naturale, chiamiamolo così, anche inclemente, no? Un po' burlone, può essere terapeutico e propedeutico per chi non si piace, per chi non ha l'autostima, per chi si sente relegato, e quanto poi invece può diventare una discriminante, essere e un motivo di isolamento non avere questo coraggio di riprendersi e taggarsi in tutti i social che uno trova. Beh, oggi la costruzione della propria identità, soprattutto per gli adolescenti, passa assolutamente attraverso internet e attraverso quindi quello che l'adolescente pubblica. Da qui il coraggio, la voglia, il successo poi nell'avere riscontro nel momento in cui si pubblica qualcosa, soprattutto qualcosa che rappresenta se stesso, è un forte elemento di autovalutazione,
quindi di costruzione della propria identità, prima ancora che della propria immagine. Quindi è come vedersi tante volte allo specchio. È come chiedere ai propri amici di dar conferma di come si è. E noi torniamo a parlare di questo interessante tema subito dopo la pubblicità. Grazie. Seconda parte di 7 in punto, stiamo affrontando un tema che ci coinvolge tutti, perché da quando esistono tablet e smartphone chi non è caduto nella lusinga di farsi un selfie, e lo facciamo, parliamo proprio di selfie con Tommaso Sorchiotti, che è un esperto consulente della rete, ci sta spiegando che cosa c'è dietro al fatto di farsi una fotografia che digitale, non è solo una questione di narcisismo, egocentrismo, ma anche una volontà di condivisione, di partecipare con gli altri. Lei ha spiegato che questa è la differenza, no, tra il selfie e l'autoscatto. Sì, l'autoscatto è una foto privata, mentre il selfie è una foto creata appositamente per essere condivisa. Si dice il selfie o lo selfie? Allora, il selfie è una parola inglese che, come per la maggior parte delle parole che riguardano internet, abbiamo importato direttamente senza farci troppi problemi. Che cosa significa realmente? Selfie arriva da un elemento di se stesso. Noi poi chiaramente, dovendo in qualche modo dare un genere, no? Italianizzare questo termine, ci siamo chiesti: ma sarà il selfie come l'autoscatto oppure la selfie come la foto? Da qui quindi c'è questo braccio di ferro tra i media, tra gli esperti, e fondamentalmente l'Accademia della Crusca ha dato via libera a entrambe le declinazioni di genere, quindi possiamo dire sia il selfie che la selfie. E c'è stato qualcuno che si è fatto un selfie con questo doppio articolo? Perché deve essere simpatico, ironico. C'è qualcuno che ha giocato con questi elementi. Ha usato un termine che a me piace molto quando parlo di selfie, quando mi faccio i selfie, è proprio il gioco. Io personalmente uso il selfie con gli amici sia per essere in compagnia, perché ovviamente magari uno ha amici sparsi non solo in Italia ma sparsi nel mondo, e quindi magari la sera dopo una giornata pesante dove ognuno ha vissuto le proprie tribolazioni, mandarsi una foto scema avvicina, è un saluto, è uno scambio come la vecchia lettera di una volta. Quindi quanto questo potere del gioco, del selfie può essere confortante, e quanto siamo consapevoli, visto che lei prima diceva che i media, che noi insomma diciamo che il selfie semplicemente è una forma di narcisismo ed egocentrismo. Ma allora, innanzitutto mi piaceva sottolineare un altro aspetto, che rispetto a quanto se ne parla i selfie sono molto molto meno presenti nelle nostre foto, ossia hanno una sovraesposizione, ma secondo alcune ricerche sono nell'ordine del 4% delle foto create, quindi non è che improvvisamente abbiamo smesso di fare foto a paesaggi, amici, piuttosto che piedi o cibo come facevamo fino all'altro ieri per farci autoscatti, questo no. Diventano un elemento molto molto importante nel momento in cui comunque assumono un aspetto di intimità, di condivisione, e quindi offrono la possibilità di restare in contatto, di aggiornare amici, parenti lontani, nipoti, perché no? È una videotelefonata. In realtà è una videotelefonata meno invasiva, perché comunque la telefonata arriva e deve essere presa o rifiutata, per cui se io lavoro, se io dormo perché sono dall'altra parte del mondo, ho comunque delle difficoltà. Il selfie è come l'SMS o come la mail, è asincrono, non richiede necessariamente di essere fruito, quindi di essere visto e magari di rispondere in tempo reale. E quanto questi strumenti nuovi di comunicazione, mi sarei esperto di comunicazione, rendono la comunicazione stessa più immediata, più facile? Magari si litiga di più, però si fa anche prima a fare pace. Sì, quello che sta avvenendo è che ci stiamo abituando un po' tutti quanti a fruire di contenuti snack, si chiamano, contenuti molto molto brevi, corti, facili da digerire. I social network ci abitano agli update di status, quindi alle condivisioni in cui i lunghi papiri, i lunghi paragrafi vengono snobbati. Automaticamente siamo abituati anche a pensare. In tutto questo la componente di immagine, non soltanto di scatto di foto, ma anche di immagine costruita, assume una rilevanza
micidiale, assurda, quindi anche le aziende sono abituate a ripensare la propria comunicazione con le immagini, a utilizzare spazi in cui si parla attraverso foto e immagini. Tutto questo, quindi la capacità di comunicare sta sicuramente cambiando, la possibilità e i linguaggi espressivi cambiano, noi dobbiamo essere bravi in qualche modo a anticipare e capire come affrontare certe dinamiche. Che problemi possono, perché io vedo solo vantaggi, no? Di un'apertura corale, partecipata, immediata, smontando certe sovrastrutture che poi fanno parte della nostra vita, e poi il vantaggio che puoi vivere la nostra vita a ritmi veloci con strumenti altrettanto veloci, e alla fine attraverso questi strumenti riesci ad avere uno spazio che mai avresti pensato di tempo libero, perché riesci a fare tutto in maniera veloce, senza che questa velocità però sia tossica, anzi una velocità positiva. Però quali sono le controindicazioni? Allora, ce ne sono diverse, sicuramente tra tutti la privacy è uno dei temi più discussi e più dibattuti, quindi la capacità... veramente tutti noi vogliamo questa privacy, visto che io penso anche a chi pubblica le foto dei propri figli, che effettivamente alle volte bisogna anche spiegare a tante persone che pubblicare le foto dei figli, se non metti le varie restrizioni, possono essere viste da tutti, quindi poi non ti puoi lamentare, ed è anche un po' controsenso nostro professionale. Noi dobbiamo non far vedere neanche un bambino, e poi questo bambino lo trovi dappertutto. Oppure le persone che rivendicano no, non voglio riprese, poi vai nella pagina del social e trovi anche situazioni molto personali. A me fa ridere il fatto che molto spesso in treno assisto a conversazioni di persone che ti svelano in 40 minuti di viaggio praticamente vita, morte, miracoli, e poi in realtà si lamentano delle intercettazioni, della privacy, di cosa esce, di come vengono viste. Cioè, ci stiamo prendendo in giro? Sì, abbastanza. Perché io proprio noi professionalmente abbiamo questo problema della serie no, e poi dici ma scusa, non è tant'è vero che noi facciamo spesso ricorso alle immagini che sono nei social, no? Prima c'era quel rito, soprattutto purtroppo nelle disgrazie, quel rito assurdo di andare a chiedere ai parenti le foto. Oggi, ecco, la velocità nelle bacheche delle persone coinvolte. E si cerca di appunto trovare, oppure si fa la googolata e si cerca di trovare la foto che in qualche modo sia la più adatta a rappresentare una persona. Sì, questa cosa, che può essere sicuramente un rischio, va vissuta anche come un'opportunità. Da qui ritorniamo al tema di prima. Se io sono bravo a costruire un'immagine mia a livello professionale che sia coerente con i miei obiettivi, con il mio talento, con le mie capacità, Google diventa il primo biglietto da visita, diventa il nostro curriculum, perché nel momento in cui io parlo, magari qualcuno a casa ha cercato su Google chi è Tommaso Sorchiotti, e se Tommaso Sorchiotti non ha una sua immagine e una sua identità coerente con quello che sta raccontando qua, probabilmente perdo molta autorevolezza. Non si può più bluffare grazie alla rete. Diventa difficile, perché non siamo soltanto noi a costruire noi stessi, ma devono essere gli altri a confermare quello che diciamo. Per cui se io non sono stato bravo qua, domani qualcuno scrive che Tommaso non sa parlare, non ne sa niente di selfie. Visto che lei ha scritto personal branding e fa consulenze aziendali, presentarsi con un curriculum con dei selfie può essere vantaggioso, o si è bollati di leggerezza, narcisismo? Dipende molto da chi abbiamo dall'altra parte, chiaramente. Forse dipende anche dal selfie che proponiamo. Sì, deve essere ancora sdoganato a livello È una bella idea, il curriculum con un selfie applicato. Il selfie, prima si parlava che è anche uno strumento di compagnia, da chi è utilizzato? Perché si pensa sempre, no, un po' come l'SMS, se ti vedono lì che smanetti, sei una sedicenne, sei un quindicenne, in realtà è un... No, assolutamente, questo poteva essere 1 anno e mezzo fa, adesso abbiamo... tutti che si fanno selfie, dalle nonne ai parroci, praticamente qualsiasi persona. La cosa interessante è che provate a guardare una persona che si fa un selfie. Nel momento in cui scattiamo, generalmente c'è una batteria di scatti. Non si prende mai il primo scatto. Si lavora sempre per produrre anche persone in qualche modo anziani, non per forza persone super esperte, cercano bene di capire come le loro espressioni riescono, qual è l'aspetto migliore, qual è la luce, qual è lo sfondo che valorizza. È tutto un lavoro, è tutto un gioco, ma è un gioco per costruire ancora una volta la propria identità e la propria immagine. È
È un modo anche per conoscersi. Sì, è un modo per conoscersi. D'altra parte, dicevamo prima, fondamentalmente noi siamo abituati a Vedere gli altri, non interpretare vedere il noi stessi. linguaggio e le espressioni degli altri. Non siamo mai stati abituati a farlo su noi stessi, se non la mattina allo specchio quando non ne vogliamo sapere di guardarci. Quindi è come se fossimo sbarcati su Marte. Esatto. Sì. Io ringrazio, non c'è più tempo a disposizione, Tommaso Sorchiotti per queste interessanti e preziose informazioni. Selfie, la cultura dell'autoscatto come forma di racconto e appartenenza, un ebook davvero interessante, curioso. Ovviamente dove lo trovate? Lo trovate in rete. Invece ci ritrovate subito dopo la pubblicità con un altro ospite, un altro argomento. Grazie.